Ben ritrovati dalla redazione. Doppia rissa nel weekend, una rapina a mano armata all'interno del McDonald's a danno di due giovani turisti austriaci mercoledì scorso. Piazza Goldoni a Trieste è in ostaggio della violenza di giovani stranieri afghani e pakistani, motivo scatenante il controllo dell'area e lo spaccio di droga in tutta quella zona del centro città. Dall'inchiesta su una bomber è arrivata una possibile svolta nelle indagini. L'attentatore che creò il panico nel nord-est fra il 1994 e il 2007 potrebbe avere finalmente un volto dopo che sono stati acquisiti elementi utili grazie all'utilizzo di strumenti tecnologici di ultima generazione. Dagli esami sarebbero emerse tracce di DNA mitocondriale presente sui reperti trovati nelle zone degli attentati. A quel punto si dovrà procedere con la comparazione del profilo genetico dei sospettati, 31 per la precisione. 11 sono gli indagati della precedente inchiesta, 20 sono invece le persone coinvolte che non risultano indagate. Raffica di patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza. Nel fine settimana i carabinieri della compagnia di Aurisina hanno sorpreso la guida con tassi alcolemici al di sopra del consentito per legge 7 persone. I controlli sono stati effettuati grazie all'impiego dei militari delle stazioni di Duino e Miramare, coadiuvati dal radiomobile. Per 5 persone è scattata la denuncia, mentre per altri 2 si è proceduto con una sanzione amministrativa. Si tratta di 3 giovani di Trieste, 3 provenienti da territorio in provincia di Udine e un 26enne proveniente da Gorizia. Per tutti si è proceduto al ritiro della patente di guida, mentre le auto su cui viaggiavano sono state affidate a terze persone idonee alla guida. Sport basket, non si ferma più la Trieste di Cristian, a segno anche nella gara 1 di semifinale contro l'Unieuro. Quarto successo di fila, terzo in trasferta per i biancorossi che sul parquet del Palaglassi hanno dettato legge sin dalla palla a 2 iniziale. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche. Oggi cielo variabile, possibile qualche locale rovescio temporale nel pomeriggio sera sulla regione. Le temperature minime in pianura fra 10 e 13 gradi, le massime fra 24 e 26, sulla costa 13-16 le minime, massime 21-24 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.